I bianconeri della Pallavolo Padova hanno cercato di imporsi sul campo scaligero, ma alla fine sono stati i padroni di casa del Rana Volley ad avere la meglio e a conseguire la vittoria nell'anticipo di domenica sera della sesta giornata di ritorno. Il match si è concluso 3-0 in favore di Rana con il derby tutto Veneto che consegna agli scaligeri la sesta piazza. Niente punti per i padovani, ma un passo in più verso la salvezza che non appare più così lontana. Chiaramente non siamo contenti perché non abbiamo portato a casa punti, non abbiamo portato a casa 7, questo è l'obiettivo di ogni settimana, però c'è da dire c'è anche la prestazione. La prestazione i ragazzi hanno dovuto sudarsela perché oggi Verona ha veramente spinto, sapevamo che arrivava da una scia positiva, dalla battuta, proprio la battuta ci ha veramente colpito, la battuta ci ha fatto veramente male, loro hanno fatto il 12% di ace in base al totale del servizio che hanno fatto, vuol dire mettere grossa pressione al nostro side out. Quando siamo riusciti a ricevere, anche tenendo la palla magari staccata, siamo riusciti ad avere buone percentuali di cambio palla. I ragazzi non hanno mollato mai, anche nei momenti più difficili, però alla lunga poi sono venuti fuori loro. Peccato, chiaramente archiviamo un po' la partita, analizzeremo quello che possiamo fare di più, quello che si poteva magari fare di più, alcune cose sicuramente si poteva fare di più, e ripartiremo da lunedì, abbiamo una settimana di lavoro per poter affrontare e approcciare la prossima gara con lo stesso spirito battagliero e con gli stessi obiettivi. Vogliamo portare a casa sicuramente punti. Io partirei da quello che ha funzionato, nel senso che secondo me si è visto un buono spirito in campo. Siamo sempre stati lì, è chiaro che avevamo di fronte una squadra che è in forma, che viene da 7 vittorie su 8, quindi avevamo una squadra comunque che punta ai primi 4 posti in classifica, quindi con un roster di tutto livello. Io credo che i ragazzi non abbiano demeritato affatto, abbiamo fatto vedere buone cose con le nostre difficoltà, perché comunque in alcuni frangenti abbiamo avuto le nostre difficoltà, ma non abbiamo mai mollato.